2019 per il Consiglio di Bacino e ovviamente per le parti operative Acque Veronesi e Gardesana Servizi è un anno che sostanzialmente vede la chiusura del precedente piano pluriennale quadriennale e l'approvazione del nuovo piano pluriennale quadriennale 2020-2023. Piano quadriennale ambizioso, perché sostanzialmente tiene conto di investimenti per circa 150 milioni ad esclusione del nuovo collettore del Garda che verrà realizzato con fondi di altra provenienza. Interventi questi che sono finalizzati al miglioramento e all'efficientamento delle reti idriche e di tutto quello che riguarda l'aspetto delle reti fognarie e le conseguenti depurazioni. Per quanto attiene all'eseguito, all'effettuato, in ordine al precedente piano quadriennale, sostanzialmente diciamo che le necessità più importanti, più pregnanti sono state sostanzialmente soddisfatte. Ovviamente non tutto quello che era stato programmato si è potuto eseguire, tuttavia diciamo che le risorse che sono da questo punto di vista qua non sono state investite, non sono state prodotte per quello che era propriamente il programma quadriennale, sono state recuperate anche su interventi che si sono resi necessari fuori da quella che era la programmazione quadriennale. Diciamo che sostanzialmente le risorse attribuite sono state spese tutte, questo a beneficio ovviamente dell'utenza sia da un punto di vista acquedottistico che da un punto di vista fognario.